Piano di sviluppo rurale già erogati alle imprese i primi 35 milioni di euro, a sottolinearlo l'assessore regionale Mai. Il fascino di Montallegro in notturna, affollata conferenza di Vittorio Sgarbi ai piedi della scalinata che porta al santuario, prima salita della funivia dopo il tramonto. Le ragazze dell'Under 19 del Rapallo Pallanuoto campionesse d'Italia. Il capitano delle giallo-blu, Nicole Zanetta, eletta miglior giocatrice della Final 8. Iniziati i lavori di rifacimento del manto in sintetico del campo A11 della colmata Chiavari, sarà pronto entro la fine di agosto. Reclutavano mercenari nel Levante Ligure da inviare in combattimento nell'Ucraina orientale tra le milizie filorusse. I carabinieri del ROS hanno effettuato 3 arresti. 280 persone hanno invaso le vie di Caviborgo per la tradizionale cena estiva a sostegno del Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Passaggio delle provinciali ad ANAX. Entro Ferragosto la chiusura dei primi cantieri, a settembre l'avvio di altri interventi per un piano da 7 milioni di euro nel 2018. Completato il collegamento pedonale tra la passeggiata e il porticciolo di Sestri Levante, 150 metri di passerella in legno a sbalzo sul mare finanziati dal Ministero. Altri 6 mesi di commissariamento per Lavagna, accolta dal governo la richiesta dei commissari, si sposta al 2019 il ritorno alle urne. In arrivo oltre 2 milioni di euro per i comuni di Nemo Conesi per la costruzione di nuovi edifici scolastici, i progetti presentati arrivati secondo e terzo nella classifica regionale. Il caldo non molla la presa, temperature in risalita, anche se scendono di poco i valori di umidità, sfiorati i 37 gradi nel Tiguglio. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, parliamo del piano di sviluppo rurale, la Regione ha già erogato alle imprese i primi 35 milioni di euro. Parleremo poi dell'iniziativa che si è svolta al santuario di Montallegro, la conferenza di Vittorio Sgarbi in notturna con il servizio sempre dopo il tramonto per la prima volta per la funivia di Rapallo. E poi lo sport, le ragazze dell'Under 19 del Rapallo Pallanuoto sono campionesse d'Italia. Vediamo i servizi. Piano di sviluppo rurale. Ad oggi la Regione ha pagato alle imprese i primi 35 milioni di euro. A dirlo l'assessore Stefano Mai in occasione dell'Expo dell'Alta Valtrebbia che si è conclusa ieri a Loco di Rovegno. L'erogazione di questi fondi, ha spiegato, sono i primi timidi segnali di un PSR che è partito in forte ritardo e con grandi difficoltà. Ad oggi abbiamo emesso 66 bandi con 228 milioni di euro a bando. Sino ad oggi abbiamo emesso circa 85 milioni di nulla osta finanziari, significa per 85 milioni di euro abbiamo autorizzato la spesa, quindi le imprese possono spendere e fatturare, quindi rendicontare alla Regione. Intanto, proprio nei giorni scorsi, l'assessore Mai ha partecipato al tavolo tecnico con i vertici di AGEA, l'Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura, oggi al centro di polemiche per i mancati pagamenti di fondi. Regione e AGEA hanno convenuto alcune semplificazioni normative da applicare e agevolazioni nell'emissione dei bandi. Così, ad esempio, ha spiegato Mai, il GAL Verde Mare sotto la guida del Parco dell'Antola a settembre potrà uscire con i primi. E oltre a questo abbiamo anche in queste aree, Antola Tiguglio diciamo, il progetto strategia aree interne, strategia nazionale. Questo è il primo finanziamento, diciamo il primo progetto che parte, stanno lavorando sulla viabilità, sullo sviluppo economico, sulla sanità e sulle scuole, sull'istruzione, e credo che anche qui ci saranno 5-6 milioni a disposizione che andranno a buon frutto se i sindaci, come in questo caso, saranno molto uniti e evidenzieranno delle strategie locali, diciamo uniche, unitarie e non saranno tirati da questo campanilismo che porta sempre ad avere qualcosa in più degli altri, ma che vengano applicate, attivate le politiche sul territorio che diano risposte a tutti. Da una parte le luci di Rapallo sullo sfondo che diventano sempre più piccole con la salita della cabina, dall'altra la facciata del santuario illuminata di blu che risplende nel cuore della notte e si va sempre più vicina. E questo è lo scenario suggestivo che ha fatto da cornice alla prima serata dei tramonti di Montallegro, l'iniziativa promossa dal comune di Rapallo e che ieri sera, in occasione della prima volta in notturna della funivia, ha portato ai piedi della scalinata che conduce al luogo caro ai rapallesi decine di persone che hanno ascoltato la conferenza di Vittorio Sgarbi. Un pienone un po' aspettato e di cui sono molto grato, perché
è come l'occasione per riconsegnare il santuario e questo luogo meraviglioso scelto dalla Vergine alla gente di Rapallo e alla gente della nostra diocesi. La serata di questa sera è stata interessantissima perché attraverso una carrellata di volti di Maria ne abbiamo colto il mistero, la spiritualità, ma anche l'umanità, la maternità. È stato come una grande lezione che ci ha affascinato ancora di più ad onorare la Madonna e a sentirla come nostra madre. Questa sera alle 21 sarà la volta di Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, protagonista di un monologo molto particolare. Chiuderà il cartellone a Montallegro lunedì 6 agosto l'attore, regista e sceneggiatore Michele Placido. Positivo per la prima serata anche il debutto della funivia in notturna, utilizzata da tutti coloro i quali sono saliti al santuario per partecipare alla conferenza. È andata al di là di ogni aspettativa, con una larghissima partecipazione ed è veramente suggestivo. L'avevamo avuto un'anticipazione l'altra notte quando abbiamo fatto il test positivo che ha dato l'ok definitivo per la funivia in notturna, e proprio a circa metà del tragitto dietro il santuario con questa illuminazione così bella, così suggestiva, e a valle il Rapallo e tutto il golfo del Tigullio illuminato. Veramente è uno spettacolo unico che abbiamo dato la possibilità a tantissime persone, e lo faremo anche in futuro, di poterlo apprezzare al meglio. Una grande soddisfazione. Sì, grandissima, cioè, abbiamo lottato tutto l'anno e ci siamo sacrificate per arrivare a questo punto e ce l'abbiamo fatta, è bellissimo, non ci sono altre parole da dire. Per te è una doppia soddisfazione, anche giocatrice del torneo migliore. Sì, non me l'aspettavo assolutamente, cioè, comunque grazie a tutte, siamo una squadra, siamo una grande squadra e l'abbiamo dimostrato. Avete fatto una grande festa. Sì, grande, anche perché abbiamo vinto tutte le partite e anche di abbastanza gol di distacco, quindi ce lo siamo meritati. Una dedica particolare? Vabbè, a tutte le ragazze, alla famiglia, ai genitori, a Luca, alla società, è tutto bellissimo. Contento? Assolutamente sì, no, sono contento per Nicole perché sono anni che si merita questo trofeo e tutte le volte non glielo danno, non capisco perché. Questa volta ovviamente non potevano farlo e non potevano far diversamente, quindi sono contento per lei, per le ragazze, per la società, per tutti, siamo tutti contentissimi. Sono giocatrici che poi andranno bene anche alla prima squadra. Lei è già il nostro titolare inamovibile da 2 anni, quindi ha già fatto la sua strada e deve ancora iniziare, è ancora solo l'inizio. Ma lei, come tante altre, come tutte, noi come al solito tutte le giovani le valorizziamo al massimo, e la nostra squadra è formata da tutte le nostre giovani del nostro vivaio, e già il risultato della prima squadra è la conseguenza di tutto questo lavoro che facciamo. Questo è il 5° titolo Under 19, siamo la prima società in Italia per numero di titoli in questa categoria, e dopo un'annata come questa penso che possiamo essere molto soddisfatti. Il futuro promette bene. Il futuro ci stiamo preparando, settimana prossima saremo a Roma per le finali Under 15 e vediamo cosa succede. Andiamo a Chiavari, sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto in sintetico del campo A11 della Colmata a Chiavari. Termineranno entro fine agosto, una volta terminati i lavori la struttura sarà regolamentare. Vediamo. Approfittando della pausa estiva e in vista della ripresa delle attività sportive nei primi di settembre, sono iniziati i lavori di rifacimento al campo A11 della Colmata di Chiavari. Una struttura molto utilizzata sia dalle giovanili della Virtus Entella sia dalle squadre delle società calcistiche che militano nei diversi campionati locali. Il vecchio terreno di gioco, ormai usurato, sarà sostituito da un nuovo manto in sintetico di ultima generazione. Sarà omologato e regolamentare. Stiamo un po' scavando e riportando per avere la nuova quota d'imposta del campo, che avrà un tipo di drenaggio verticale, quindi un pacchetto di inerti da 20 cm e un nuovo sistema di drenaggio con dei drenaggi in diagonale e un drenaggio perimetrale. Sopra il sottofondo finito
andremo a posare la nuova erba artificiale da 60 mm intasata in gomma. Una volta conclusi i lavori al campo si procederà alla messa in sicurezza delle recinzioni. Tutte le operazioni dovrebbero comunque concludersi entro il mese di agosto. I lavori stanno appena iniziati, ma crediamo di riuscire ad ultimare il tutto entro fine agosto, per dare la possibilità a tutte le società che fruiscono dell'impianto di poterlo utilizzare, considerando anche i tempi delle preparazioni delle società stesse. Siamo riusciti con il ribasso che dovrebbe uscirne a inserire anche il progetto di rifacimento completo delle recinzioni che tanti problemi dal punto di vista della sicurezza hanno dato negli anni scorsi. Questo intervento dimostra ancora una volta la sensibilità e l'attenzione dell'amministrazione verso lo sport. Grazie al lavoro del consigliere Cesaretti è stato possibile effettuare questi lavori straordinari di manutenzione nel periodo estivo, in modo tale che potranno essere usufruiti dai chiavaresi e anche dai non chiavaresi all'inizio delle attività sportive. Siamo così alla giornata di mercoledì, la cronaca con l'operazione dei ROS che ha portato all'arresto di diverse persone, reclutavano mercenari nel Levante ligure da inviare in combattimento nell'Ucraina orientale. Faremo il punto nel servizio, seguirà poi l'altro servizio dedicato alla cena, tradizionale cena estiva del Comitato Assistenza Malati Tigullio che si è svolto a Cavi Borgo. Vediamo. Reclutavano persone nel Levante ligure, nell'area degli skinhead, per arruolarle nel territorio di Donbass, nell'Ucraina orientale, tra le milizie filorusse schierate contro quelle della Repubblica Ucraina. Per questo motivo 6 persone sono state raggiunte dal provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Genova. Solo 3 di loro sono stati arrestati, gli altri potrebbero ancora trovarsi nelle zone teatro del conflitto. L'indagine è partita nel 2013 ed è stata condotta dai carabinieri del ROS. I reati contestati sono i reati di reclutamento o arruolamento con corrispettivo di lucro in organizzazioni militari o paramilitari che svolgono la loro attività all'estero e nel reato di attività militare vera e propria. Questi reati sono previsti da una legge speciale del 1995 che l'Italia ha approvato ratificando una convenzione dell'ONU del 1989 che punisce appunto il mercenariato. Secondo gli inquirenti, gli arrestati erano in contatto con un sodalizio attivo pubblicamente nell'assistenza umanitaria verso le popolazioni del Donbass, vittime della guerra civile del 2014, sodalizio che operava di nascosto nel reclutamento di mercenari. I 3 arrestati sono un italiano, un cittadino albanese e un operaio moldavo aspirante legionario. Uno degli arrestati è emerso dalle attività, svolgesse proprio attività di cecchino. Il livello di preparazione comunque dei combattenti era molto alto, tanto uno aveva anche fatto parte in un periodo di ferma volontaria dell'esercito italiano e aveva preso parte ad una attività all'estero in teatro di operazioni in Bosnia e Erzegovina nel 2001. Uno dei soggetti dapprima fece delle attività di concorso nel reclutamento, poi in prima persona si è spostato nei territori al confine tra la Siria e l'Iraq per combattere al fianco di gruppi satelliti del PKK. Anche quest'estate grande successo di partecipanti, 280 le persone che hanno invaso il centro di Caviborgo per la cena a sostegno delle opere del Comitato Assistenza Malati Tigullio, quest'anno con un obiettivo ben preciso. Il progetto della Faritimo, Associazione Ricerca Trapianto Midollo Osseo. Ormai sono tanti anni che dedichiamo questa serata a questa associazione, se lo meritano, sono quelli che curano le leucemie, linfomi, tutte le malattie ematologiche, quindi allora. Quella andata in scena è stata la 27esima edizione, un traguardo non semplice, ma, come sottolinea il responsabile diocesano della Pastorale della Salute, laddove ci sono idee, concretezza e un aiuto importante agli ammalati e ai professionisti, gli obiettivi si raggiungono. Mi sembra significativo che Gesù viene detto che guardò in alto e disse: questi qua hanno fame. Quindi mettere insieme uno sguardo ai valori che rende concreti però, mentre noi a volte facciamo lo sguardo in alto e ci dimentichiamo della gente, o solo in basso e diventano solo interessi. Ecco, credo che lo sforzo sia quello di
guardare in alto per essere capaci di essere aderenti a quelli che sono i bisogni concreti della gente. E questo è anche un luogo dove molti che si spendono, questo di stasera ma anche altri, sia un luogo dove un po' si fa questa cosa con calore, passione. I piatti sono stati offerti dai ristoranti locali, da altri esercenti del Tigullio e da tanti volontari, come quelli dell'Accademia della Ciappa di Cogorno. No, ma la gente aspetta volentieri perché sa che i ravioli di Cogorno sono buoni. Sono buoni, devo dire la verità che gli assaggi fatti in giro così depongono a favore di Cogorno. E non è campanilismo, è realtà. Ma quanto ne avete preparato? Un paio di quintali almeno. I temi della viabilità con il passaggio ad ANAS di 3 ex strade provinciali del nostro territorio. Sono iniziati i primi interventi, altri ne seguiranno per un piano complessivo nel 2018 che prevede 7 milioni di investimento. E poi si è concluso a Sestri Levante l'intervento per il collegamento pedonale tra la passeggiata e il porticciolo turistico. Vediamo. Qual è la capacità di investimento da parte di ANAS su queste strade, su questi tanti chilometri di strade che ora passano sotto la vostra competenza? Quest'anno 7 milioni, l'anno prossimo 15, principalmente manutenzione straordinaria ma anche molta ordinaria. Semplicemente controllare le strade, pulirle, tagliare l'erba, fare la neve. Ecco, queste sono le nostre attività, dare un miglior servizio e disponibilità delle infrastrutture sempre. State facendo i sopralluoghi oggi, che situazione state trovando? Sì, sono sopralluoghi e anche con cantieri in corso, quindi abbiamo firmato il 31 luglio ma già i nostri appaltatori sono in corso con i lavori, un impegno molto importante della nostra struttura che crescerà ovviamente dal punto di vista della sorveglianza e di presenza sul territorio, ma soprattutto come qualità del servizio. Quando termineranno questi primi cantieri, quando partiranno invece gli altri lavori, quelli previsti dal piano regionale? Questa prima mandata di cantieri terminerà a ridosso dei giorni di Ferragosto e poi dopodiché dai primi di settembre partiranno via via tutti gli altri per arrivare entro fine anno ad aver concluso il piano da 7 milioni, il piano straordinario che è legato a questo passaggio. Credo che sia anche significativa la capacità di intervento di ANAS in termini emergenziali, quindi non solo attività ordinaria di manutenzione molto importante ma anche capacità di intervenire in caso di emergenza, una capacità di intervento insieme a noi molto efficace, cosa che purtroppo Città Metropolitana e il resto delle province della Liguria non riuscivano più a dare per scarsità di risorse. Qual è secondo voi la situazione più grave sulle strade del Tigullio? La situazione è pressoché grave su tutte queste strade che hanno avuto poca manutenzione negli ultimi anni. Io credo che la situazione andrà via via migliorando, verranno rifatti tutti i manti stradali, tutte le manutenzioni sui cigli stradali e soprattutto verranno controllati i versanti che in Liguria danno a volte dei disagi molto importanti. Da oggi si completa il percorso di accesso pedonale al porto di Sestri Levante. Con il completamento del secondo lotto a sbalzo sul mare lungo via Pila del Quairolo è possibile percorrere a piedi tutto il tratto di litorale che va dal porticciolo turistico fino alle gallerie di Sant'Anna. L'intervento, il cui costo complessivo ammonta a 585.000 euro, è stato finanziato e realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circa 580.000 euro per completare gli ultimi 150 metri di passerella pedonale a sbalzo in legno e acciaio che consente di andare nel cuore dell'area portuale. Praticamente da oggi sarà possibile percorrere tutta la passeggiata di Sestri da Sant'Anna al porto senza soluzione di continuità. Un modo di percorrere quest'area anche in sicurezza, prima era un po' più pericoloso raggiungere il porto. Sicuramente, adesso c'è un'area, un percorso protetto, tra l'altro molto piacevole perché tutto sul mare, a sbalzo sul mare, che consente davvero in sicurezza, anche in protezione dalle macchine, dai veicoli che percorrono quell'area, di fare una passeggiata fino al porto, quindi è una grande opportunità per chi vive Sestri, per i sestrini ma anche per i turisti, è davvero un percorso in più. Un altro ulteriore tassello che si aggiunge al progetto di riqualificazione complessiva dell'area portuale.
Sì, sono alcuni anni che in particolare grazie ai fondi regionali a sostegno della pesca professionistica stiamo riqualificando le postazioni della banchina dedicata in particolare alla pesca, e il prossimo intervento che inizieremo appena dopo la stagione estiva per non andare a complicare la stagione con lavori è il rafforzamento della massicciata della diga a protezione dalle mareggiate e la sistemazione delle ultime colonnine per l'energia elettrica e per l'acqua potabile per i pescatori, intervento appunto che sarà messo in campo da settembre. La politica amministrativa, adesso arrivano altri 6 mesi di commissariamento per il comune di Lavagna. È stata accettata la richiesta della commissione che guiderà il comune fino almeno alla primavera del 2019, quando dopo si tornerà alle urne. E poi per i comuni di Ne e Moconesi una buona notizia: sono stati accolti i loro progetti per la riqualificazione delle strutture scolastiche dei due comuni e rispettivamente i progetti presentati sono arrivati secondi e terzi nella classifica regionale. Vediamo. Prorogato il commissariamento per altri 6 mesi. Quello lì è un guaio, almeno da quello che sento, io non me ne occupo troppo. E per il resto ci vorrebbe un po' più di educazione, però i servizi ci sono. Ma manca diciamo l'educazione, mettono i sacchetti lì. Com'è? Non è bella. È anche un po' abbandonata come cittadina. Da fuori che immagine si ha di Lavagna? Guardi, io Lavagna la conosco da quando avevo 9 anni. È sempre andata un po' male, sempre di più. È un po' abbandonata. Poi adesso così non si sa. Lei crede che comunque la proroga di altri 6 mesi del commissariamento potrebbe essere un problema? Sì, perché non si risolve, tra l'altro, sono anni. Basta andare d'accordo con tutti, non parlare di niente, è così per me. Io vado d'accordo con tutti. Al di là del commissariamento che continuerà altri 6 mesi, secondo lei la città comunque è abbastanza curata, cioè ci sta dietro l'amministrazione? Ma direi di sì, tutto sommato sì. Non trovo grosse pecche. Anche a livello comunque di eventi, diciamo di accoglienza? Di eventi, ecco, in questi anni ho visto sì, in effetti è molto meno viva da questo punto di vista. Mi ricordo anni passati con più iniziative. Hanno prorogato di 6 mesi il commissariamento per Lavagna, quali scenari si prospettano per voi commercianti? Penso che non cambierà molto da quello che abbiamo già condiviso insieme ai commissari e all'apparato comunale in questi 2 anni. E evidentemente è stato giudicato da chi ha più competenza di noi, perché penso sia il Ministero degli Interni che ha dato questa disposizione, la necessità di portare avanti un po' questa situazione, sperando che il comune di Lavagna risorga dalle ceneri. Un edificio a 2 piani che sorgerà al posto di quello esistente e dichiarato inagibile a fine giugno perché non a norma con i requisiti antisismici, 10 aule confortevoli e accoglienti, spazi per gli insegnanti e una nuova palestra. Sarà questa la nuova scuola primaria di Ferrada di Moconesi. Per realizzarla il Comune potrà contare, quando verrà erogato, su un finanziamento di quasi 2.200.000 euro. Moconesi infatti si è classificata al terzo posto su 189 soggetti che hanno partecipato in tutta la Liguria al bando del Ministero dell'Istruzione, che mette a disposizione risorse per la riqualificazione del patrimonio scolastico nazionale. Stanziamento che sarà implementato di altri 400.000 euro di fondi regionali che il Comune ha già a disposizione. Questo ci permetterà di fare che cosa? Di demolire e ricostruire, come dicevo, in loco la scuola primaria, ovviamente completamente riprogettata, completamente rivista, rispettando ogni normativa sismica e non, concertata oltretutto con la direzione scolastica, oltretutto ampliata, perché non va dimenticato che nel 2016 avevamo fatto un altro progetto per l'ampliamento della vecchia scuola elementare di Ferrada, dove avevamo ottenuto un finanziamento da parte della Regione di 400.000 euro che, unitamente ai nostri 200.000 di cofinanziamento, ci permetteva di fare che cosa? Di costruire una nuova palestra da 200 metri quadri interna con spogliatoi e 2 aule al primo piano. In queste settimane l'amministrazione sta lavorando per permettere comunque a settembre l'inizio regolare delle lezioni per i bambini delle elementari alla luce dell'inagibilità dell'edificio di Ferrada. A questo proposito è stato individuato il primo piano dell'edificio che attualmente ospita le scuole medie a Gattorna. Verranno ospitati i bimbi che andavano a Ferrada per il tempo strettamente necessario per
aggiudicarsi il finanziamento, appaltare i lavori, finire i lavori e aprire le porte della novella scuola di Ferrata. Stiamo lavorando, l'importante per noi, l'obiettivo è far sì che bambini, insegnanti ed operatori vadano in una scuola a Ferrata che sia il più sicura possibile, anzi sicura al 100%. Abbiamo visto dunque il progetto del Comune di Moconesi per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Nella giornata di sabato abbiamo scoperto invece quello presentato dal Comune di Neve. Vediamo. Che numeri avrà questo edificio? Sarà un edificio che vedrà dislocato l'edificio scolastico attuale e sicuramente andrà a implementare e ad arrivare a quello che sono le mancanze che attualmente noi abbiamo a NE nell'edificio scolastico, essendo un edificio scolastico comunque piccolo. Quanti piani, quante aule? Verrà fatto su 2 piani e quindi verranno rispettate quelle che sono le superfici minime delle aule dal punto di vista dettate dal Ministero. Quindi verranno fatte le 5 aule, le 3 aule per le 5 per elementari, le 3 per le medie e poi verranno fatte tutte le aule tematiche, in più verrà spostata e quindi ampliata quella che è la biblioteca attuale e verrà poi successivamente realizzata una palestra che attualmente a NE, pur avendola, abbiamo praticamente una palestra che si definisce palestra sulla carta, ecco. Dove verrà realizzato? Ma nelle vicinanze del campo sportivo, perché noi pensando a questo progetto abbiamo pensato di integrare un'area vicino al campo sportivo così da rendere quell'area a servizio del campo sportivo, quindi da fruire meglio il campo sportivo, quindi avere un impianto sportivo sia a servizio della collettività ma a integrare il campo sportivo con l'edificio scolastico. Si aspettano a questo punto i finanziamenti, che tempi ci saranno poi una volta che questi arriveranno? Ma sicuramente siamo qui fiduciosi che arriveranno in tempi brevi perché parliamo di 2018, ripeto, essendo così in alti in classifica io e il mio collega Torsalero siamo fiduciosi perché per quanti pochi soldi il Ministero può mandare alla Regione Liguria, io credo che i primi 3 verranno sicuramente finanziati e quindi noi a settembre partiremo. Intanto attenderemo quello che sono tutti i tempi comunque del Ministero, però cominciamo a guardarci un po' avanti per snellire, per accelerare e per non rimanere poi impiccati su quelli che saranno poi i tempi che dovranno intercorrere tra le gare sia per la progettazione che per la realizzazione dell'opera. Siamo così arrivati al nostro approfondimento che questa settimana è dedicato all'ondata di caldo che ha colpito anche il nostro territorio. Si sono sfiorati i 37 gradi in alcune località del Tigullio, un caldo prima afoso, poi torrido, ma che comunque ha messo in difficoltà le persone, soprattutto anziane. Quindi parleremo anche di come il 118 e il pronto soccorso del nostro territorio si sono confrontati con questa situazione molto critica. Vediamo i servizi, il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Primo provvedimento, implementato le risorse di acqua, quindi le riserve, la distribuzione di acqua. Poi abbiamo implementato il personale medico e infermieristico in modo tale da poter nelle ore più calde avere maggior possibilità di visitare i pazienti, di fare le terapie e accorciare così i tempi d'attesa, anche perché purtroppo in questo periodo di caldo si aggiunge per noi anche un ulteriore importante incremento degli accessi determinati dal fatto che siamo una zona turistica. Chi sono i soggetti maggiormente a rischio in questa situazione e quali consigli dare loro? Allora, ovviamente i soggetti maggiormente a rischio sono i pazienti anziani che sono già fragili e cardiopatici, i pazienti che soffrono di patologie respiratorie, i bambini. Per quanto riguarda i consigli, ovviamente quello di evitare di uscire nelle ore calde, bere, assumere dei passi leggeri, evitare gli alcolici, più o meno gli stessi consigli, che però comunque nel corso degli anni hanno dato i loro frutti perché ormai la popolazione è consapevole dei rischi che corre, quindi si assiste sempre meno a dei comportamenti poco adeguati durante il periodo estivo. Qual è la situazione al momento al pronto soccorso? Ma al momento abbiamo avuto dei giorni di particolare picchi di flusso, però non abbiamo avuto delle importanti criticità, c'è stato qualche giorno con qualche attesa un po' più lunga, però non ci sono stati né momenti di disordine, momenti critici, insomma l'estate si sta affrontando con una certa serenità, con impegno costante di tutto il personale, vedo che la popolazione spesso si rende conto degli sforzi
sforzi che facciamo. Molte volte si danno i consigli alle persone interessate, anziani e quant'altro. L'invito a volte è anche quello alle persone che stanno bene di aiutare queste situazioni. In questo caso può esserci un appello. Sì, ma comunque i nostri nonni sono già ben accuditi, sia quelli che vivono nelle strutture, perché per problematiche familiari sono ben accuditi, che quelli che sono in famiglia. Insomma, la nostra è una regione anziana e quindi siamo abituati all'accudimento dell'anziano e tutti se ne prendono carico. Sicuramente i consigli migliori sono quelli della prevenzione, quindi non esporsi al sole nelle ore più calde, compatibilmente con lo stato di salute, bere liquidi, succhi di frutta perché contengono anche vitamine. Come si sta affrontando queste giornate? Sono giornate di caldo per tutti, per cui un pochettino qualche missione noi la facciamo in più dovuta a malori, mancamenti, svenimenti, in parte dovuti al caldo, in parte anche a cause comuni che ci sono poi anche durante tutto l'anno, personali di salute, però sicuramente il caldo acuisce un pochettino il numero di questi malori. Come comportarsi nel caso una persona fosse colto da un tipo di malore di questo tipo? Comunque l'112 è il numero di riferimento. L'112 ormai da più di un anno è il numero di riferimento, dovete chiamare l'112, seguire le istruzioni che loro vi danno, vi passano dopo pochi secondi alla centrale operativa del 118 nella fattispecie per quel che riguarda il Tigullio noi, e noi proseguiamo l'intervista, però ricordo sempre che dopo circa 20 secondi dall'inizio dell'intervista con noi i mezzi di soccorso vengono inviati, quindi non preoccupatevi se noi continuiamo a farvi delle domande, ci servono per chiarire quello che è successo. Come comportarsi nei confronti di una persona che sta avendo malore? Sì, come dicevo prima bisogna fare l'112, passa la telefonata poi alla centrale operativa del 118, noi diamo i consigli telefonici, voi dovete seguire quello che vi diciamo telefonicamente, è importante non dar da bere in quel momento, nel momento in cui si sente male, non dar da bere niente alla persona perché potrebbe essere in grado di non deglutirla nella maniera giusta e quindi potrebbe finire nelle vie respiratorie, quindi per questo c'è tempo per dar da bere a una persona dopo quando si è ristabilita e sta bene. Magari rinfrescarla comunque esternamente. Certamente tenerla al fresco, metterla in un posto rinfrescato, ventilato, all'ombra, toglierla dal sole se è possibile, questo sicuramente è un'ottima cosa già da subito.